Ultima puntata di Cook 40. Vi aspetto, eh? Vi raccomando, Rai 2 alle 12. È stata una trasmissione molto interessante. Il mio ruolo è stato carino, è stato umoristico, è stato anche di grande qualità, me lo dico da sola perché io ho studiato tanto, ho assaporato, ho letto tante cose inerenti all'impiattamento, inerenti ai prodotti e ho imparato da questi giovani chef perché nella cucina non si smette mai di imparare. Quindi è stato un viaggio ricco, 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 ricco e dai giovani poi si apprende tanto perché i nostri chef sono stati e sono degli chef talentuosissimi, qualcuno addirittura con le stelle Michelin. Quindi per me è stato un onore dare un giudizio su quello che loro avevano cucinato. E che dirvi? Mi auguro che ci rivediamo l'anno prossimo. E una buona estate a tutti e seguitemi sempre. Lo sapete che Angelica vi racconta le storie della sua vita, le storie che ho vissuto e ne ho tante veramente. Per me la cucina è amore, è emozione, dall'ingrediente alla cottura, al raffreddamento. Tutto quello che succede in cucina per me è vita e ogni volta che assaggio una cosa il mio cuore mi riporta alla mente la memoria del mio palato. Un bacio.